Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Umili e penitenti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà. Come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni abitava a Babilonia un uomo chiamato Gioachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Elchia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Gioachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo più anziani. Erano di quelli di cui il Signore ha detto: l'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Questi frequentavano la casa di Gioachim, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo verso il mezzogiorno se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei. Persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non ricordare i giusti giudizi. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con 2 sole ancelle nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c'era nessun altro al di fuori dei 2 anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno. Appena partite le ancelle, i 2 anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero: ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te. Acconsenti e concediti a noi. In caso contrario ti accuseremo, diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto uscire le ancelle. Susanna, piangendo, esclamò: sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo è la morte per me. Se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio per me, però, cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore. Susanna gridò a gran voce, anche gli anziani gridarono contro di lei.
e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa vi stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Joachim, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolte al popolo dissero: si faccia venire Susanna, figlia di Cherchia, moglie di Joachim. Mandarono a chiamarla, ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi familiari e amici piangevano. I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella, piangendo, alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane che era nascosto e si è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quelle iniquità, ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane, perché è più forte di noi. Ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce lo ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni. La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: che cosa vuoi dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: separatevi bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: o uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passati vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di: sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque,
Sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: sotto il leccio. Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo, e applicando la legge di Mosè li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato il lungo racconto di Susanna e poi questa bellissima pagina del Vangelo di Giovanni dell'adultera. La differenza fra le due donne della prima e della seconda lettura è che una è innocente, l'altra è stata sorpresa in flagrante adulterio.
Tuttavia, la Sacra Scrittura ci mostra come la bontà e la misericordia del Signore si estende sui giusti e sugli ingiusti, si estende su coloro che commettono il peccato e su coloro che non lo commettono. Come abbiamo ascoltato qualche domenica fa, il Signore è bontà e misericordia, estende il suo amore su tutti quanti. Questo perché il Signore conosce la nostra storia, conosce la nostra vita ed è Lui che si china sulla nostra vita e scrive sulla polvere, sulla terra di cui noi siamo impastati. È Lui che conosce la profondità, è Lui che conosce il mistero del nostro cuore, è Lui che ogni giorno ci chiama a vivere una vita nuova, una vita nella quale Lui non ci condanna, ma nella quale ogni giorno ci invita a non peccare più e a vivere sempre solo d'amore e misericordia. Fratelli, l'avvicinarsi della Pasqua ci sollecita a intensificare il nostro impegno di conversione e di servizio fraterno. Imploriamo Dio perché renda efficaci in noi i segni della sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché attraverso la preghiera, la penitenza e la testimonianza di carità si renda sempre più simile al suo Signore e lo segua nella via dell'esodo pasquale, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per quanti si trovano in situazione di peccato o sentono il fallimento della loro vita, perché non disperino della misericordia di Dio e dell'accoglienza della Chiesa, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per coloro che sono nel dubbio e nell'errore, perché ritrovino la via della verità, confortati dalla nostra sensibilità e sollecitudine, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per le vittime della violenza e della guerra, perché le lacrime e il sangue non siano sparsi in vano, ma affrettino un'era di fraternità e di pace, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Perché ciascuno di noi, attento alla realtà che lo circonda, si faccia carico della sofferenza del fratello che incrocia nella sua via, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. O Padre, che ci hai aperto in Cristo la sorgente di acqua viva che rigenera il mondo, irriga tutti i nostri deserti e fa che l'umanità intera possa estinguere la sua sete di verità e di giustizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, concede ai tuoi fedeli, riuniti per celebrare i santi misteri, di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E come il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Di essere realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquillità tu, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Preghiamo. Padre di infinita misericordia, la forza redentrice dei tuoi sacramenti ci liberi da ogni male e ci avvia all'incontro con te come discepoli del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Novena alla Madonna Addolorata. O Regina dei martiri, quali oscure apprensioni soffristi nel vedere Gesù incompreso da molti, rifiutato, perseguitato dai capi di Israele. Per questo dolore ottieni la grazia di seguire decisamente Gesù, affrontando con coraggio ogni incomprensione e avversità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O qual vista si incontra la Madre nel Signore che porta la croce, a lei dice con tremula voce: addio madre, me vado a morir. Sconsolata, ascolta sieta cesti, quel silenzio fu santo il patir. Sconsolata, ascolta sieta cesti, quel silenzio fu santo il patir. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Quando Per un dì in cielo